L'origine della viticoltura in Friuli si deve all'arrivo dei Romani che nel 181 a.C. fondarono la colonia di Aquileia perché aveva un'importanza militare nella strategia della Repubblica Romana all'epoca. Portarono con sé anche tecniche di coltivazione della vite che utilizzavano la vitis vinifera sativa, le varietà di vite più coltivate all'epoca. Un certo utilizzo di viti selvatiche prima dell'arrivo dei Romani si può ipotizzare però con l'utilizzo di vitis silvestris, che è la vite selvatica che è tuttora presente nei nostri boschi, che però ha una qualità decisamente inferiore rispetto alle varietà di vite che coltiviamo attualmente. L'importanza di Aquileia rispetto alla viticoltura si accrebbe molto quando appunto l'impero si espanse notevolmente e Aquileia divenne un mercato e un centro di smistamento dei vini che provenivano soprattutto per via di mare dal Mediterraneo orientale e anche dalla Magna Grecia, cioè dall'Italia meridionale, arrivavano ad Aquileia e venivano smistati verso i mercati della Pannonia, attuale Ungheria, della Rezia, cioè dell'Austria e zone circonvicine, e della Germania, nelle quali il vino era richiesto e veniva trasportato proprio a partire da Aquileia. Attualmente la viticoltura in regione occupa 25.000 ettari di terreno. Vengono coltivati soprattutto vini bianchi per un 80% della produzione e vini rossi per un 20% della produzione. Diciamo che la regione si caratterizza in particolare per l'elevata qualità dei vini bianchi che non temono confronti a livello mondiale. Qui si producono alcuni fra i migliori vini bianchi del mondo. Ci sono diverse zone DOC a denominazione di origine controllata e queste in particolare meritano di essere ricordate: la zona Friuli Grave, i colli orientali del Friuli, il Collio, la zona Friuli Aquileia, Friuli Ania, Friuli La Tisana, il Carso, che è ricompreso nella regione Friuli Venezia Giulia, c'è una DOC Friuli che comprende tutta la regione e c'è anche la DOC del Prosecco, un vino spumante a rifermentazione in autoclave che sta avendo un grande successo commerciale e di produzione a partire dalla regione Friuli e dalla regione Veneto nostra confinante. Questo fenomeno del Prosecco è un fenomeno molto molto interessante che adesso si sta espandendo sui mercati mondiali facendo concorrenza anche a vini più blasonati nell'ambito dei vini spumanti, quali ad esempio lo champagne. Quali sono le altre varietà di vini prodotte? In particolare il Pinot Grigio, che assieme al Prosecco rappresentano la maggioranza della produzione, il Friulano, il Sauvignon, la Ribolla gialla, fra i rossi il Refosco, dal peduncolo rosso, il Merlot, il Cabernet, lo Schioppettino e il Pignolo. Produzioni di particolare pregio sono il Ramandolo, ottenuto da uve Verduzzo friulano, ed è un vino dolce da dessert tipico di queste zone, e il Picolit, un vino molto importante e molto famoso anche se con una produzione limitata ma di grande pregio. È una varietà a fiori femminili per cui ha una produzione molto ridotta, ma il suo grado zuccherino, il suo grado alcolico e la sua aromaticità lo fanno un vino di grande pregio. È un vino dolce da dessert. C'è un valore paesaggistico notevole della viticoltura in queste zone. Infatti, soprattutto nelle zone collinari, ma anche nelle zone di pianura, l'aspetto del paesaggio è abbellito e arricchito dalla presenza dei filari di viti che si adagiano sulle colline e su di essi producono in armonia con l'ambiente questi prodotti di alta qualità. Questo attrae un'attività enoturistica rilevante che pure ha un'importanza economica nel settore economico, diciamo, dell'agricoltura del Friuli in generale e anche nell'economia in generale della regione. Un obiettivo che la viticoltura regionale ha in questo momento è di ridurre, almeno in parte, l'impatto ambientale della coltivazione viticola
a favore dell'ambiente, dei consumatori e anche degli operatori del settore, per cui la riduzione di pesticidi e di erbicidi nella nostra viticoltura è un obiettivo condiviso e perseguito con grande decisione, con grande precisione anche. Uno strumento importante per ridurre l'impatto ambientale della nostra viticoltura è l'utilizzo di varietà di viti resistenti a peronospora e oidio, che sono le malattie principali di questa specie, e queste varietà resistenti sono state prodotte dall'Università di Udine mediante un lavoro di incrocio e selezione in collaborazione con l'Istituto di Genomica Applicata e i vivai cooperativi Rauscedo. E qui segnalo che l'attività vivaistica per produrre barbatelle di vite è una delle attività nell'ambito della viticoltura regionale di grande pregio e di grande importanza economica, per cui la viticoltura regionale è un settore attualmente dal punto di vista economico molto, molto fiorente e che dà lavoro a numerose persone, operatori di questa regione, e si fa riconoscere per la sua alta qualità sui mercati del vino di tutto il mondo.